Il vostro comandante in questo periodo ha operato sicuramente senza lesinare alcuna forma di energia per garantire la costante e meritatamente riconosciuta crescita di questa unità. Molteplici sono stati gli impegni da voi portati brillantemente a termine in questo lungo periodo, ma in particolare l'impiego del reggimento nell'avvio della sensibile operazione Strade Pulite condotta in Campania, con particolare riferimento alle città di Caserta, Napoli, Avellino, dal 4 aprile alla fine di maggio dello scorso anno, e la pronta ed efficace presenza a sostegno della popolazione di Capoterra in occasione dei nubifragi che hanno colpito il Cagliaritano lo scorso mese di ottobre e novembre, sono stati, a mio modo di vedere, la più cristallina testimonianza degli elevatissimi livelli di efficienza operativa raggiunta da ciascuno di voi e dal reggimento nel suo insieme. A ciò unisco il mio convinto apprezzamento per la preziosa opera costantemente condotta per la tutela dell'ambiente, sia mediante l'operazione Redentore, sia con le molteplici operazioni volte al disinnesco di ordigni e residuati bellici che non raramente vengono ritrovati in Sardegna e che con perizia e tempestività vengono posti in sicurezza e fatti brillare, permettendo la pronta restituzione del territorio alle sue funzioni. Ma non sono solo queste le qualità ed i meriti di cui voglio oggi darvi atto. Il vostro orgoglio, il vostro grande senso di appartenenza, la vostra instancabile e continua presenza, il vostro tratto umano sono gli elementi distintivi di voi tutti. Uomini e donne del Quinto, che grazie anche alla intensa e paziente opera del vostro comandante sono oggi esaltate ai massimi livelli. Bravo Carta. La mia intima convinzione è che tu oggi lasci un reggimento che nel suo insieme dispone di un pregevole spessore professionale, in grado di essere tempestivamente speso a favore di qualsivoglia emergenza ci venga prospettata. Carta, sei un sassarino e hai contribuito con modestia e grande dignità a scrivere un altro pezzo di storia di questo splendido reggimento. A te vanno i miei più affettuosi e sinceri auspici di ogni bene e un augurio per un futuro veramente ricco di soddisfazioni personali e di serenità. Al colonnello Maurizio Mascarino, nuovo comandante, che giunge dal segretariato generale della difesa dove ha ricoperto l'incarico di caposezione presso il terzo reparto, porgo il più cordiale benvenuto. E porgo l'augurio di saper assaporare ogni attimo di questa esperienza unica, pur nelle quotidiane, inevitabili, difficoltà che vanno affrontate con coscienziosa determinazione, ma sempre con grande buonsenso. E noi siamo in compagnia del generale comandante della Brigata Sassari meccanizzata. Intanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cosa significa intanto essere generale di una così importante Sassari? Essere comandante della Brigata Sassari vuol dire essere alla testa di, innanzitutto, l'unità, forse una delle unità più prestigiose dell'Italia e che ha dato tanto lustro fin dalle origini, in quanto è nata proprio durante la Prima Guerra Mondiale, laddove il 151esimo e il 152esimo reggimento si sono distinti e sono stati decorati di medaglia d'oro per gli atti eroici che quelle persone, quei ragazzi hanno fatto lontano dalla Sardegna, in Friuli, in Veneto, per restituire all'Italia una guerra che stava prendendo una brutta piega. Quindi
essere al comando adesso di questa prestigiosa unità effettivamente mi fa sentire orgoglioso e mi fa sentire altamente responsabile di poter condurre un addestramento adeguato a quelli che sono adesso gli attuali impegni che ci apprestiamo ad affrontare. Cosa è cambiato, cosa sta cambiando, cosa succederà per la brigata? Per la nostra isola anche in questo caso. Sì, la brigata innanzitutto ha questo grossissimo impegno per il quale ci siamo organizzati e ci siamo preparati in questi ultimi mesi con un impegno diuturno e che ci vedrà proiettati nel teatro afghano a dare il cambio alla brigata Folgore dal prossimo mese di ottobre. È un impegno serio come tutte le attività che contraddistinguono il nostro lavoro, è un impegno dove rappresenteremo le forze armate, rappresenteremo l'Italia e soprattutto saremo a disposizione del popolo afghano per quanto attiene alla sicurezza di quel paese che è una necessità primaria per il bene di tutti. Oltre a questo ovviamente la Brigata Sassari continua nelle sue attività quotidiane, attività importanti, quali sono quelle ad esempio proprio fatte dal reggimento qui di Macomer, che sono quelle della bonifica del territorio, nel caso in cui, e purtroppo accade abbastanza di frequente, vengono ancora trovati degli ordigni inesplosi magari della prima o della seconda guerra mondiale, attività di soccorso, e ce ne sono state purtroppo di eventi in questo ultimo anno dove ci siamo resi protagonisti per fortuna nel bene, nel cercare di alleviare quelle che erano le condizioni in cui la popolazione sarda si è trovata a seguito di alluvioni, ricordiamo Capoterra, oppure di ulteriori problematiche connesse sempre col territorio. Io ricordo un grossissimo nubifragio che è avvenuto ad Alghero proprio circa un anno fa, eravamo a metà settembre e dove il quinto genio si è distinto per tempestività di azione. Ecco, il continuo divenire è dato dalla serenità di un addestramento costante, dalla convinzione di avere dei ragazzi, degli uomini e delle donne oramai altamente preparati, convinti, seri, e dalla certezza che laddove c'è la necessità le autorità possono disporre di un'unità veramente a 360 gradi, con capacità sia sul territorio nazionale sia fuori dal territorio nazionale. Generale, io che sono molto curioso le faccio una domanda, ma poi far parte della brigata è una scelta che una persona fa per entrarci oppure come funziona? Beh, far parte della brigata innanzitutto è un privilegio, quindi è evidente che il personale, soprattutto i volontari, che sono nella quasi totalità sardi, si trovano nella condizione, quando chiedono di arruolarsi, di avere la fortuna, laddove questo gli è consentito dall'incarico che poi gli viene assegnato, di poter magari essere destinati qui in Sardegna e quindi svolgere il loro incarico, il loro ruolo all'interno della Brigata Sassari. Bisogna chiedere, però bisogna essere preparati, bisogna essere addestrati e poi la decisione di dove si viene destinati ovviamente non compete a chi chiede, se no non chiederebbe. Certo. Allora, e i prossimi lavori per la brigata? La brigata adesso ha questo grosso impegno dove l'intera brigata, quindi il 151esimo, il 152esimo e per quanto riguarda il quinto genio, le compagnie operative guastatori del quinto genio verranno proiettate in teatro afghano. Quindi noi andremo a svolgere la nostra missione, rileveremo la brigata Folgore e saremo impegnati lì per 6 mesi. Che schiava di Roma, il Dio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì!